Sono oltre 100 gli operatori linguistici sardi che stanno prendendo parte a Santa Cristina di Paoli Latino alla FOLS, sa formazione operadores Limba Sarda, un progetto promosso dalla Regione articolato in 6 giornate di studi in cui vengono analizzate le problematiche della lingua sarda a 360 gradi, dagli aspetti strettamente linguistici a quelli normativi, senza dimenticare le nuove modalità di diffusione. Nella giornata di ieri è stato affrontato il tema del riconoscimento politico-sociale della lingua sarda, tra i relatori i linguisti Vittorio Dell'Aquila, Michele Pinna e il giornalista Vittor Bolchini. Il dibattito è stato moderato da Giuseppe Corongiu, direttore del Suffizio Limba Sarda della Regione. In una situazione di equilibrio, cioè se tutti parlassero sardo e tutti sapessero scrivere in italiano, non ci sarebbe problema, si parlerebbe sardo, si scriverebbe in italiano. Ma l'italiano è normativo e richiede un buon italiano parlato. L'italiano in questo momento non è nella sua storia. Di conseguenza è purtroppo oggi, necessario avere un'alternativa anche scritta all'italiano. Lo scritto oggi è fondamentale anche in quello che si chiama lo scritto parlato, cioè gli SMS, internet, eccetera, eccetera. Ora, in situazioni di diglossia vera, come succede in Svizzera, si può avere uno standard, un'idea di scrittura, cioè ognuno scrive il suo dialetto, perché poi quando scrive seriamente scrive in Hochdeutsch, scrive in tedesco. L'SMS vuole comunicare, quando scrive in dialetto vuole comunicare che è lui, con la sua variante locale, però nessuno vuole scrivere una legge in svizzero tedesco. Però la lingua esiste, i dialetti esistono. In Sardegna no. Quello di cui c'è bisogno è uno standard di riferimento per scrivere in un solo modo tutti i sardi. E la proposta che è stata fatta oggi, la proposta che esiste di sardo scritto, è assolutamente questo. Non si pretende di avere una pronuncia unica, né si vuole, anzi, esattamente il contrario. Lo sardo scritto che c'è adesso vuole difendere ogni singolo dialetto. Evidentemente, una volta che lo si usa, si può adattare naturalmente, non dall'alto. Se tutti quanti imparassimo a usare questo scritto, a un certo punto cambierà un po'.